È ora rinchiuso nel carcere San Pio X di Vicenza il ragazzo di Caldogno che domenica, al culmine di una lite con il padre, ha afferrato un coltello da cucina e ha inflitto una serie di fendenti al capo e al collo del genitore. Lucas Meggiorin, 19 anni, resta in attesa della decisione del giudice che dovrà ora confermare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio del padre, il 59enne Guido che solo fortunatamente non ha subito ferite letali. I carabinieri erano intervenuti subito a seguito della segnalazione dei vicini nell'abitazione di Via Barco in centro al paese, dove pare le liti non fossero rare. Non sono note le ragioni della discussione tra padre e figlio. Il ragazzo, che sarebbe ora in stato di shock rinchiuso nella casa circondariale, risulta attualmente disoccupato. Un evento che ha scioccato anche la comunità di Caldogno, dove la famiglia è conosciuta e ben inserita. Guido è stato presidente della squadra di basket del paese. Una famiglia tranquilla, una famiglia serena. Ecco, quello che è successo appunto lascia sgomenti, speriamo appunto che non ci siano delle conseguenze, io non ho notizie certe, ma sembra appunto che le lesioni siano delle lesioni abbastanza, diciamo, tra virgolette superficiali. Quelle che non saranno superficiali è appunto il disagio che è stato dimostrato in questo frangente da un ragazzo di 19 anni e che quindi come amministrazione, ma era una famiglia non seguita dai servizi sociali, ma come amministrazione siamo vicini alla famiglia tutta, compresa il ragazzo, e siamo a disposizione appunto per cercare appunto di aiutare quelle che possono essere delle situazioni di fragilità.